c'è un momento molto particolare, come avevamo illustrato precedentemente. Dopo i nostri cori si divideranno in diverse dislocazioni per aspettare l'arrivo del Santo con i brani, ma adesso abbiamo già dall'anno scorso diciamo, lanciato questa iniziativa che ha avuto molto successo in onore del Santo, perché il senso di questa serata è proprio collaborare insieme, cantare insieme per fare festa. E abbiamo scelto i Gocius proprio di Sant'Efisio. Prego i cori di posizionarsi. Coro Sarrodia, tutti gli altri. Dicevo, abbiamo scelto questo coro, ogni coro farà una strofa differente e quindi vi regaliamo in chiusura di concerto questo meraviglioso connubio. Prego, entrate. Certo, se la sapete il ritornello lo sappiamo tutti. Liberare nosi dai mali e fis marti glorioso. Un attimo i coristi si sistemino, prego il coro Sarrodia, il coro Cantos de Iara, posizionatevi dove sapete. Entrate, prego, entrate tutti. Io intanto vi ricordo che possiamo dopo ascoltare il coro Kellarios, che starà al portico Palazzo Baccaredda, accompagnerà come tutti gli altri cori con i propri canti. Il coro di Cagliari si troverà in piazza Carmine vicino al TAR, il coro Cantos de Iara di Gesturi nel corso Vittorio Emanuele Angolo via Sassari e il coro Terramea nel largo Carlo Felice. Invece avremo il coro Sarrodia in via Zuni e poi noi, coro Carrales, saremo nella chiesetta di Sant'Efisio. Quindi per chi volesse poi ascoltare ancora i brani, questa volta religiosi, che attenderanno appunto l'arrivo del Santo, io ne approfitto anche, visto che questo è l'ultimo brano, per fare dei ringraziamenti. A parte ovviamente salutare per l'ennesima volta, ma non è abbastanza, dottor Salvatore Belisai, che avrebbe veramente voluto essere con noi. Io ringrazio il Comune di Cagliari, l'assessorato al turismo, anche i tecnici Mattia Toffolone e Giovanni Spada. Un applauso, non se lo meritano. È tutta la sera che lavorano per noi. Le riprese sono di Nicol Gneddu e la direzione artistica è di Ottavio Gneddu. Ecco, vedo che siamo quasi tutti sistemati.